Questo programma è offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta. Rieccoci qua, cari telespettatori, come ogni venerdì noi siamo con lo SPCGL del Veneto e questa volta con i nostri ospiti. Rosanna Bettella, ben ritornata qui con noi, del coordinamento donne dello SPCGL, Daniele Tronco, segreteria organizzativa SPCGL del Veneto, grazie anche a lei. Affrontiamo un tema molto interessante, perché anzi due tematiche grosse e importanti, interessanti, che sono frutto anche di una ricerca che è stata condotta dallo SPCGL del Veneto, approfondita con alcuni dati forniti dall'INPS e poi naturalmente svolta sul territorio concretamente. Di che cosa si tratta? Da un lato l'invecchiamento della popolazione nel Veneto, quindi come invecchia la popolazione, quali sono le situazioni, quali sono le persone anziane, che età hanno, quali sono i trend, e questi dati servono per capire un po' cosa sta succedendo, come, quanto si invecchia rispetto al passato, e poi per naturalmente attuare delle politiche attive sul territorio, naturalmente facendo intervenire le istituzioni competenti. Dall'altro lato c'è una ricerca altrettanto importante sull'alimentazione delle persone anziane, ed è purtroppo strettamente legata a una situazione socio-economica della persona, anche culturale, ma anche alla crisi prolungata che ha provocato delle ripercussioni anche sulla tipologia di, diciamo così, di alimentazione, la scelta di come alimentarsi. Queste poi le ripercussioni avvengono anche sulla salute dei cittadini, ai noi, e poi sul tenore di vita e sulle aspettative di vita. Se si mangia poco, male, non in modo adeguato, poi l'aspettativa di vita diminuisce e peggiora. E allora vediamo un po' di capirci qualche cosa in più. Udite, udite, perché sono cose molto importanti, vero? Sì, certamente. Noi abbiamo fatto assieme all'Auser, che è un'associazione di volontariato, diciamo, vicina alla CGIL, ma sostanzialmente che lavora sul territorio, una approfondita ricerca che ha coinvolto, per esempio nel Veneto, più di 1000 persone, dove abbiamo chiesto il rapporto tra crisi e alimentazione e le modalità, come si consumano i pasti, ma anche come si acquistano beni e merci, e come in questi anni di crisi questo ha influito nella vita delle persone. Abbiamo elaborato questi dati e ne abbiamo fatti oggetto di una produzione di un materiale che nelle settimane, nei giorni scorsi abbiamo visto all'Università della Scienza dell'Alimentazione a Bra, quella diciamo di Slow Food di Carlo Petrini, e abbiamo fatto un convegno che ha analizzato diciamo questi elementi e che ha anche cercato di dare delle risposte operative, perché diciamo si possono assumere delle decisioni, degli orientamenti che spettano soprattutto ai governi, a chi amministra, agli amministratori, ma che poi diciamo hanno anche ricadute nei corpi sociali che noi rappresentiamo, cioè le persone anziane. E questo convegno ha attivato anche una modalità di collaborazione con questa organizzazione, diciamo con Slow Food, perché in realtà l'aspetto dell'alimentazione è una parte di un ragionamento molto più ampio, che per esempio coinvolge la situazione che c'è, che si vengono a trovare le popolazioni del sud del mondo, o dove si producono questi anche e perché poi queste persone si spostano nei flussi migratori verso i paesi diciamo del nord del mondo. Quindi capite bene che passiamo dagli orti sociali,
cioè dal fatto che in molte città italiane, in molte realtà, le persone si organizzano anche per un'alimentazione più vicina alle proprie abitazioni, proprio con gli orti sociali, con queste strutture, al fatto che poi si collega anche a fenomeni molto complessi come quelli dell'immigrazione e gli effetti che questa ha sulla... Questo è un ragionamento che poi si vedrà anche poi nell'analisi sulle persone anziane, perché per esempio il tema si ripropone anche su quel versante, perché oggi noi cominciamo a avere delle persone anziane immigrate, che poi è un problema che dobbiamo affrontare anche sul territorio. I dati che emergono, diciamo, nello specifico veneto non si discostano molto dalla ricerca nazionale. Questa è una ricerca nazionale, poi c'è un focus, diciamo, regionale, cioè come si alimentano le persone anziane in Veneto, e diciamo che qui, adesso non so se la regia può mettere... Vediamo delle slide, cominciare dalla prima di copertina, che appunto vede che sono gli artefici di questa ricerca, appunto si diceva lo SPCGL, l'Auser, e poi naturalmente questa Pensa cosa mangi, che è un po' lo slogan della vostra ricerca. Questa è la campagna, che tra l'altro si struttura anche in interventi locali, cioè noi abbiamo già organizzato, ma pensiamo di organizzarne anche per il futuro, degli incontri proprio sul territorio, perché la cosa, diciamo, che noi, un'organizzazione come la nostra, con la diffusione che abbiamo sul territorio, diciamo, abbiamo anche un'azione che tende a trasportare questi ragionamenti non solo nel terreno del dibattito accademico, insomma, ma poi anche nel concreto, nell'azione concreta di come, diciamo, dei comportamenti quotidiani che hanno le persone anziane. Adesso allora, io chiedo veramente di tenere ferma la slide di prima, alimenti consumati, frequenza giornaliera, perché altrimenti le persone non hanno tempo di capirle, di leggerle, e la cosa può essere interessante, vedere di analizzarle un po' insieme. Sì, per esempio adesso a parte che oggi nel breve tempo che abbiamo questa, diciamo, un'illustrazione molto, diciamo, veloce, anzi io credo che sarebbe opportuno poi magari approfondire nello specifico, perché vediamo per esempio qual è la frequenza dell'utilizzo di alcuni beni, di alcuni prodotti, cioè il pane, la frutta fresca, gli ortaggi, e vediamo che capiamo anche come le persone anziane, ovviamente sul campione che noi abbiamo evidenziato, si atteggiano su taluni diciamo, elementi che poi hanno anche degli effetti. Per esempio, consumare carni fresche e in che frequenza non è una cosa normale. Se, ripeto, avessimo la possibilità di fare l'analisi su come cambia il sistema dal punto di vista regionale, dal punto di vista nazionale, vedremo delle differenze abbastanza consistenti sulla diversità, per esempio quanto pane usiamo, cioè e soprattutto alimenti a più alto valore, diciamo, proteico, nutrizionale, e come è cambiata questa composizione della borsa della spesa nei cittadini. Certo che la crisi ha svolto un'azione molto pesante. Diciamo che se passiamo alla frequenza, alla diapositiva dopo, vediamo da una parte le modalità con cui si consuma il pasto. Adesso sembra una banalità, ma per esempio noi abbiamo che c'è una certa quota molto importante di persone anziane che consumano i pasti davanti al televisore, addirittura una certa quota lo consuma in piedi.
il 2% o sul divano, quindi non sulla tavola. Abbiamo cercato anche di capire quanto tempo rimangono a tavola queste persone. Questi sono elementi che adesso per esempio siamo in un orario diciamo da pranzo, sarebbe comunque cioè come approcciamo il tema dell'alimentazione nelle nostre case, perché poi questo qui ha un impatto anche di tipo sanitario. Per esempio, questo è sempre relativo al Veneto. I 30 minuti dedicati al pasto e il fatto di non cucinare, una percentuale comunque di rilievo, perché che non cucina il 18%, magari portato nel sud Italia cambia radicalmente, perché sì, il dato nazionale su questo punto è leggermente diverso. Vediamo se lo rintracciamo, perché tra l'altro è abbastanza... Ma secondo me è anche indicativo di a parte abitudini di vita eccetera, ma proprio situazioni effettive, perché da noi la spesa prevalentemente anche l'anziano la fa nella grande distribuzione, nei supermercati eccetera, e comunque ci sono dei prezzi che sono alti e questi lo rilevano moltissime persone. Obiettivamente nel sud Italia esiste ancora il casolino della situazione, esiste ancora il negozio di vicinato piccolino, i fruttivendolo con prezzi estremamente più accessibili, cioè a parità di pensione giù mangi meglio che non da noi, e questo è un dato di fatto indubbio, perché costa meno, anche il pane ha un prezzo base che è nettamente inferiore, e quindi è diversa la possibilità i costi di generi alimentari tra diverse fasce del paese sono nettamente diversi. Per esempio il consumo, come abbiamo detto, lo cucina il 18% dei veneti. Sì. A livello nazionale questa non lo cucina il 24%, quasi il 25%, cioè quindi in Veneto c'è una tendenza a preparare i pasti che comunque è maggiore rispetto cioè è inferiore rispetto alla media, esatto, alla media nazionale. Anche sul consumo, su quanto tempo si sta seduti a tavola. Questi sono tutti elementi poi che determinano, diciamo, una condizione anche dove si acquistano questi prodotti, cioè se più al supermercato, al mercato rionale. Diciamo che la tendenza in Veneto è leggermente più positiva. Un altro dato è diminuzione dei pasti giornalieri a causa della crisi, cioè come ha influito proprio direttamente. Ci dovrebbe essere un'altra slide. Noi registriamo che per esempio a livello nazionale il 17, quasi il 18% delle persone delle persone intervistate dichiara che non consuma il pasto, ha ridotto il consumo dei pasti a causa della crisi. In Veneto questo dato è sensibilmente inferiore. Questo può essere letto in molti modi, però diciamo che ci sia un effetto tra crisi economica e consumo alimentare e qualità del consumo alimentare è un dato che emerge. Mi chiedo però questo, perché qua stiamo parlando, per esempio, la crisi ha inciso di più sulle persone più anziane, 22,3% 70-74 anni, 26,8% 75-79 anni. Allora, la crisi sono questi 8-9 anni, eccetera. Sì. Però chi ha avuto il reddito fisso, non ha perso il lavoro, e quindi dico il pensionato che ha avuto la pensione stabile e fissa, non ha risentito della crisi, che la crisi ne hanno risentito i lavoratori che hanno perso il lavoro, i lavoratori autonomi. C'è un piccolo problema che i pensionati nel corso del tempo sono stati i veri ammortizzatori quindi sociali, hanno dovuto supportare i figli che hanno perso. Prima questione. Seconda questione, le pensioni. Ricordiamoci sempre che l'80% dei pensionati veneti sta sotto i 1.000 euro lordi. Cioè noi stiamo parlando della stragrande maggioranza dei pensionati che stanno su una fascia di reddito sotto i 1.000 euro
lordi, che vuol dire 700 erotti netti, ma se poi andiamo a scorporare questa fascia qua, abbiamo una percentuale di pensionati che sta dai 500 ai 700 euro, che è molto alta. Qui quando si parla di pianeta pensioni bisogna stare sempre attenti, perché dentro questo range abbiamo queste situazioni e questi stessi soggetti sono i soggetti che poi hanno attutito l'impatto della crisi sulle famiglie. Infatti questa è la cosa importante. Un altro fattore di cui magari non si tiene conto sempre è la percezione. No? Il fattore, come dire, psicologico, non lo so, c'è la crisi, perdura, continua, e quindi non si sa cosa ci aspetta, no, nel futuro, fa sì che comunque anche chi magari potrebbe permetterselo, no, risparmia, diminuisce i propri consumi, si mette in una situazione psicologica di contrazione, proprio come se fosse colto davvero in prima persona dagli effetti della crisi. Certo, infatti questo è importante spiegarlo e ricordare poi l'ammortizzatore sociale, che è l'anziano di fatto, poi le donne anziane in modo particolare. C'è uno spaccato, una differenza uomini-donne? Sì, certo, c'è una differenza che diciamo il 20% delle donne, dice questa ricerca, hanno diminuito pasti e consumi contro il 15% degli uomini. Tenete presente che poi in realtà le donne normalmente nella cultura sociale del paese sono quelle che vanno a fare la spesa, quindi se loro hanno e prendono la pensione più bassa, ma però diciamo che hanno, perché qua poi c'è anche il tema delle persone sole, delle vedove, che sono il 28,8%, e rispetto ai maschi, o che vivono sole, sono quelle che rappresentano, diciamo, le persone più fragili in questo sistema, in questa condizione. Quindi questa è una ricerca che mette, diciamo, in evidenza, in luce, in trasparenza, una situazione che in parte si aveva già la percezione, chiaramente, no? Però mette a nudo un altro aspetto della problematicità del pianeta anziano. Assolutamente. Che è una situazione che, diciamo, che va monitorata e va anche seguita, secondo noi, anche sostenuta, per esempio nella contrattazione sociale, perché per esempio nei comuni si potrebbe predisporre attraverso strutture idonee anche un monitoraggio più attento a questa componentistica, assolutamente sì. Torniamo poi insieme dopo la pubblicità, perché abbiamo anche altri dati importanti relativamente all'invecchiamento, alle modalità, quindi ne parliamo insieme ai nostri ospiti tra poco.